Il mondo a Tombolo non si era mai visto. Ennio ce l'ha portato. Tombolo per un giorno ha raccolto il mondo della finanza, dell'imprenditoria e della politica, da Marco Tronchetti Provera, da Alessandro Benettone, dalla famiglia Berlusconi, con Silvio seduto accanto al governatore del Veneto Luca Zaia, Marina e Paolo, ma anche tanta gente comune, i suoi concittadini e chi in questi anni ha condiviso il percorso in Mediolanum, tutti uniti per l'ultimo saluto ad Ennio Doris. La bara, con sopra una cascata di orchidee bianche, entra nella chiesa di Sant'Andrea tra gli applausi, a seguire il feretro l'amata moglie Lina, i figli Sara e Massimo, i 7 nipoti. La funzione si apre con alcuni commoventi messaggi, come quelli di chi ha lavorato fianco a fianco con Ennio Doris. Grazie di cuore. È stato un enorme privilegio poter fare un pezzo del viaggio di fianco a te. Tocca poi ad Acqua salutare a nome di tutti i nipoti l'amato nonno. Il tuo impegno e la tua passione ci hanno regalato una vita di scelte. E scegliere non è un lusso consentito a molti. Non ti preoccupare della nonna. Ce ne occupiamo noi. Sappiamo che hai lottato per non lasciarla da sola. Per noi sei ancora qui. Ti vediamo e ti sentiamo in ogni luogo. Attimi di vita, istanti di felicità come quelli raccontati dalla figlia Sara con una lettera che scrisse una notte di maggio quando si trovava in ospedale a Castelfranco per assistere il papà. Papà, sarò sempre al tuo fianco in questo mondo e in qualunque altro mondo sia previsto per noi. Il figlio Massimo ricorda quello che il padre ha costruito e il come lo ha fatto, ora riconosciuto dal mondo bancario e della finanza con tanti attestati di stima. Ma Massimo ricorda anche l'Ennio Doris, papà. Per un bambino, quando è piccolo, il papà è una specie di supereroe. Poi arriva l'adolescenza, uno cresce e si rende conto che il papà è una persona come tante altre. Beh, per me sei sempre rimasto il Superman e sempre lo sarai. Durante l'omelia, don Bruno Caverzana, che ha letto il messaggio inviato dal cardinale Ruini per l'amico Ennio, ha ricordato l'impegno di Doris per la sua Tombolo, ma anche per tutti coloro che erano in difficoltà, dai bambini poveri ai malati, agli emarginati. Al termine della funzione è il presidente Zaia a ricordare la figura imprenditoriale e umana di Ennio Doris. Di lui mi ricordo il sorriso, la grande visione, la positività, l'essere sempre dalla parte di chi ha avuto di meno, di chi non ha avuto fortuna e la grande sensibilità. Non posso mai dimenticare quella telefonata nella quale mi ha detto: guarda, io voglio donare 5 milioni di euro per la sanità del Veneto. Gli ho detto: ma cosa dobbiamo comprare? Fai in modo che i veneti non si ammalino.